I dubbi erano ormai pochi, ma l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin dal dottor Terranova, incaricato dal PM, e dal dottore Elmasiom, il consulente scelto dall'avvocato di famiglia, li ha dissipati definitivamente. La 39enne è stata strozzata dall'ex fidanzato Dino Keber. Per capirlo è bastata una radiografia, ma i medici hanno lavorato ore cercando ogni altro indizio sul corpo che potesse aiutare a ricostruire il delitto di Ferragosto, e ora si attendono gli esami tossicologici per capire se Tania sia stata drogata o meno prima di essere uccisa. Gli esami sui prelievi e sui liquidi che hanno prelevato dalla ragazza, perché siccome mi ha confermato che non ci sarebbero segni di reazione, cioè di difesa, e quindi l'evento, mi dice, siccome potrebbe essere stato un fatto estremamente improvviso e può succedere quindi che questo non dia scampo, e la ragazza non è stata in grado di difendersi sì, la repentinità e dell'aggressione. L'altro aspetto invece potrebbe essere che non era in grado di difendersi, perché magari era con una condizione un po' di volontà scemata, e allora questo però lo si verificherà dalle analisi. Il pubblico ministero ha deciso di disporre un'autopsia anche sul corpo dell'assassino trovato impiccato nella sua casa a San Bruson di Dolo, mentre la famiglia di Tania attende il nulla osta per il funerale. Ieri ho poi anche subito fatto una istanza, anche se credo che lunedì provvederà d'ufficio e di sua iniziativa il pubblico ministero, per il nulla osta alle esequie, alla sepoltura, e quindi sono andato anche per rassicurarla su questo, perché ovviamente adesso purtroppo il prossimo impegno e incombente sarà quello di organizzare il funerale. Che ancora non è stato deciso se si svolgerà a Camponogara, dove Tania viveva da qualche tempo, o a Vigonovo, suo paese d'origine, dove vivono i genitori. Intanto il Ministero di Giustizia ha ribadito come il caso sia ancora in fase di valutazione attraverso un'indagine interna. In merito all'eventuale invio di ispettori, si legge in una nota, il Ministero informa che il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma che nessuna iniziativa è stata intrapresa.